Dopo aver approvato bilancio e finanziaria facendo quadrare i conti, l'Assemblea regionale siciliana si appresta a vivere un'altra settimana di passione. Giovedì 26 aprile si conoscerà il futuro imminente del governo lombardo. Il presidente della regione infatti è atteso a Sala d'Ercole per spiegare ai deputati le sue reali intenzioni, se proseguire o meno il suo mandato elettorale. Le intenzioni di Lombardo sarebbero quelle di lasciare la presidenza della regione per difendersi dalle pesanti accuse di concorso esterno in una situazione mafiosa. Lo stesso governatore ha recentemente annunciato le dimissioni anticipate, ma l'opposizione non gli crede. Ma penso che dopo la fallimentare esperienza di questa finanziaria, la fallimentare esperienza di questo bilancio della Regione, senza alcuna misura per lo sviluppo, senza alcuna misura per l'occupazione, massacrando totalmente il trasporto pubblico locale, i collegamenti marittimi e gli enti locali, sarà difficile se non impossibile fare il sindaco di una città così come il sindaco di un piccolo paese. Penso che Lombardo non possa far altro che dimettersi per un fallimento politico del governo tecnico. Io ritengo che per governare bisogna creare le condizioni di essere un politico esperiente, un tecnico preparato e moralmente una persona che è attenta ai bisogni della gente. La mia opinione personale è che, salvo che il Partito Democratico non abbia fatto o non farà con lui un accordo, con lui e col suo movimento, con lui che è il suo movimento, diciamo, un accordo politico e quindi non darà a lui e al suo movimento un salvacondotto politico, diciamo, per il dopo elezioni regionali, quindi in cambio delle sue dimissioni credo che sia difficile che lui si dimetterà, salvo che non abbia deciso, e questa è una scelta che gli farà tanto onore, di chiudere con la politica, allora è certo che si dimetterà. È il Partito Democratico che si ostina all'accanimento terapeutico nei confronti di Lombardo e del suo governo. Noi speriamo di poter andare a votare prima possibile. Adesso anche il PD sembra essersene reso conto. Aspettiamo le dimissioni di Lombardo.